L'Ucraina è il granaio d'Europa da un certo punto di vista nell'ambito della filiera alimentare per quanto riguarda la pasta, per quanto riguarda gli ambiti legati proprio alla produzione dei lievitati, e il blocco della situazione in Ucraina sta creando delle ripercussioni negative all'interno di tutta questa filiera. Tra le problematiche come conseguenza dell'afflizione economica dovuta all'aumento record del prezzo del gas, anche il tema delle esportazioni in Russia dei macchinari di prodotti agroalimentari. Nell'ambito di queste relazioni commerciali abbiamo la difficoltà ad esportare questi prodotti e a poterli inserire all'interno dei contesti del territorio russo e del territorio ucraino. Da questo punto di vista abbiamo anche un'altra difficoltà, che è quella di mandare i nostri operai, i nostri dipendenti a fare operazioni di manutenzione degli impianti che sono ubicati all'interno di questi territori, appunto per le difficoltà di spostamento. Situazione che preoccupa il nord-est con la guerra Russia-Ucraina che si ripercuote in modo grave, secondo la CNA del Veneto, sul comparto dell'economia della nostra regione. E questo mercato sicuramente verrà frenato dalla situazione che è legata alla guerra e non sappiamo fino a quando potrà continuare questa difficoltà.